Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo collegati qui dai nostri studi di Vittorio Veneto per un nuovo appuntamento con Penna Nera, la rubrica che vi racconta le iniziative promosse dagli alpini della sezione ANA di Vittorio Veneto. È da un po' che non ci si ritrovava qui appunto insieme agli alpini, quindi io do subito il benvenuto a Francesco Introvigne, presidente della sezione di Vittorio Veneto. Benvenuto, ben trovato. Bentrovati a tutti voi amici telespettatori, eccoci qua di nuovo dopo un po' di tempo, ma insomma non siamo rimasti a dormire, abbiamo comunque passato questa estate e cominciato questo inverno con non poche attività. Eh sì, tante saranno le iniziative e le attività di cui parleremo in questa puntata e poi ovviamente alla fine ci sarà anche spazio per gli auguri data la concomitanza con il Natale. Ma prima facciamo direi qualche passo indietro, siamo più o meno alla metà di ottobre e gli alpini di Vittorio Veneto, della sezione di Vittorio Veneto, non potevano mancare in quel di Napoli per le celebrazioni, la conclusione delle celebrazioni del 150esimo delle truppe alpine. Allora Introvigne, com'è andata a Napoli e mi permetto di fare una domanda, come mai queste celebrazioni degli alpini proprio a Napoli? Potrebbe sembrare strano. Beh, è andata benissimo innanzitutto. A Napoli abbiamo sollevato anche la curiosità, l'interesse degli stessi napoletani che non ci conoscevano per le origini che abbiamo avuto. Siamo stati a Napoli semplicemente perché noi il 15 ottobre del 1872 come alpini siamo nati proprio a Napoli perché il re che soggiornava nella città partenopea ha lì firmato il decreto che ci ha costituiti le prime 14 compagnie di alpini. Ecco, quindi questo è il motivo per il quale tutte le celebrazioni del 150 anni appunto dalla nascita del Corpo degli Alpini si sono concluse a Napoli. Per la verità la chiusura poi ultima è stata domenica scorsa a Milano con la messa in Duomo, però ecco quelle erano le cerimonie proprio formali e ufficiali. Dicevo, ben accolti, eravamo in tanti, abbiamo visto una città molto ospitale dove ci siamo uniti, come siamo soliti fare in questi momenti importanti, alle truppe alpine in servizio, cioè agli alpini in armi e noi alpini in congedo. È stato bello perché ci siamo ritrovati da tutta Italia, perché le braccia che ci sono state aperte ci hanno dato ampia soddisfazione per il movimento che noi siamo e che portiamo avanti, celebrazioni in natura culturale, in natura celebrativa, anche quella religiosa ovviamente. Eravamo noi vittoriesi una ventina di associati e poi quindi abbiamo sostanzialmente in piazza del plebiscito celebrato questa grande mattinata di conclusiva, accompagnati peraltro dal passaggio delle frecce tricolori che, come ben sappiamo, hanno sede a Pozzuoli, ecco, dove c'è la scuola militare dell'aeronautica. Ecco, quindi proprio diciamo celebrazioni in grande stile, in pompa magna, così come sono soliti fare gli alpini. La componente vittoriese come era rappresentata? Quante persone c'erano più o meno dal nostro territorio? Come dicevo, eravamo una ventina rappresentate ad alto livello, nel senso che c'ero io e i due vicepresidenti, Vicario Roldano e l'altro vice Casetta, insieme ad altri appunto associati. Abbiamo viaggiato in modi diversi, io con altri presidenti del Veneto in treno perché dovevamo comunque prenotare per tempo e garantire la nostra presenza. Gli amici invece alpini si sono uniti con quelli di Pordenone e hanno fatto un pullman e hanno viaggiato 2 giorni in più sostanzialmente.
E a questo peraltro ecco, abbiamo anche unito un aspetto molto interessante, turistico e culturale, perché le celebrazioni ecco, sono concluse il 15 ottobre, che era sabato. Domenica 16 siamo andati in visita guidata all'isola di Procida, che come ben sappiamo è la capitale della cultura, quindi questo è stato anche un'altra bella iniziativa. Io come detto prima, viaggiando in treno, sono rientrato poi con quello stesso mezzo, mentre gli alpini della sezione, accompagnati appunto da Maurizio Casetta e da Roldano De Biasi, sono fermati anche in visita all'abbazia di Cassino. Quindi diciamo una trasferta bella, importante, interessante appunto in quella del sud Italia. Diceva Introvigne che insomma gli alpini sono stati accolti con il consueto entusiasmo anche dai napoletani, quindi. Sì, sì, beh, è stato anche, come dire, particolare, interessante, o meglio che ha incuriosito un grande manifesto affisso sui muri della città di Napoli. Portava un cappello d'alpino con la penna fatta a punto di domanda, quindi con la punta a rovescio, e qualcuno ha anche, come dire, presa per un messaggio ironico o hilare se vogliamo. Invece no, era proprio il motivo della curiosità, dell'interesse. Perché il punto di domanda un cappello d'alpino con la penna a Napoli? Ecco, quindi simpatico anche questo siparietto. Molto bene, molto bene. Torniamo nel nostro racconto di ciò che è avvenuto nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, ben più vicini, e mentre parliamo con Introvigne facciamo partire alcune immagini che ci arrivano direttamente dal reparto Salmerie, perché vediamo gli amici muli insieme agli sconci del reparto Salmerie percorrere un percorso in discesa, diciamo, dal Cansiglio, perché proprio a metà ottobre più o meno i muli hanno fatto ritorno a valle, giusto Introvigne? Sì, era consuetudine comunque che il reparto nostro delle Salmerie, ultimamente costituito da 4 quadrupedi, 4 muli appunto, ecco, passasse la stagione estiva inquieta in Cansiglio, sia per il clima più mite, sia anche perché la trovano il luogo naturale per mangiare, per cibarsi, e anche perché così sostanzialmente liberano anche come dire, liberano la stalla e la rendono disponibile per le varie attività di manutenzione. Ecco, quest'anno in modo particolare la cosiddetta transumanza o ritorno a valle è stato caratterizzato da un cambio di gestione, se così vogliamo dire. In sostanza abbiamo trovato una nuova locazione, che è una stalla in Colle Umberto, di proprietà di un nostro socio, che l'ha messa a disposizione perché quella precedente non si rendeva più disponibile. Ce l'ha data con atto d'uso gratuito, salvo appunto manutenzioni necessarie, le polizze assicurative e quant'altro, e quindi questo ritorno a valle, fermandosi anche a casa di Antonio De Luca, che ricordiamolo è il socio nostro, proprietario dei 4 muli di cui dispone il reparto adesso Salmerie. Si sono fermati là dove di solito appunto trascorrevano l'inverno e dove è anche vissuto il mitico Iroso. Ecco, da là sono passati per Colle Umberto, paese, in particolare presso le scuole, dove sono stati accolti appunto dagli alunni, dalle scolaresche, insegnanti. È stata, come dire, l'opportunità per una lezione, per una giornata, una mezza giornata, ecco, di cultura conoscitiva di quel che è stato il ruolo del mulo nella vita civile, nella vita militare, del bene che ha fatto per l'uomo, e poi appunto andando alla stalla.
Quindi avremo modo, possiamo già dare questa anticipazione, di tornare a parlare del reparto salmerie, perché abbiamo intenzione, insieme a Maurizio Casetta, di proprio portare le nostre telecamere all'interno della nuova stalla, della nuova casa, dei muli, dei famosi muli del reparto salmerie. Quindi insomma nei primi mesi del 2023 avremo modo, con una puntata un po' speciale di Penna Nera, di portarvi proprio alla scoperta, insomma, di questa nuova casa dei muli. Intanto abbiamo visto le belle immagini della transumanza. Ecco, in Trovigne, così avvicinandoci ai giorni nostri, il 4 novembre le celebrazioni, ovviamente le classiche celebrazioni. Se non sbaglio quest'anno la pioggia ha un po' rovinato, giusto, la festa? Sì, sì, beh, come da tradizione, come doveroso anche, come associazione d'Arma, ci siamo ritrovati in Piazza del Popolo per le celebrazioni con le autorità civili, militari e religiose, organizzata appunto cerimonia dall'amministrazione comunale, una giornata che più che di pioggia oserei dire che era sostanzialmente un diluvio, perché poi nel momento clou della cerimonia il sindaco con le autorità è andato a rendere gli onori ai caduti. È stato proprio il momento cruciale, senza ombrello e senza copricapo, come si usa nelle cerimonie ufficiali in questo caso, l'ha presa proprio tutta e con lui tutti gli altri che erano sulla piazza sostanzialmente, tranne i fortunati sotto alla struttura protettiva. Ecco, sì, l'abbiamo ovviamente ricordato quello che è stato per noi il 4 novembre, la fine della Grande Guerra peraltro, ma anche l'inizio di un periodo di pace, poi rotto da un'altra ulteriore guerra, e poi in questo periodo anche sappiamo quant'altro anche di brutto ci sia vicino a noi rispetto appunto al tema guerra, ma là abbiamo anche proprio fatto memoria della nostra storia. Veniamo cambiamo pagina, voltiamo pagina e veniamo ai centri studi dell'ANA. Che cosa sono i centri studi dell'ANA? Molto spesso lo diciamo, lo ripetiamo, quando si parla di alpini in maniera magari un po' più troppo eccessivamente semplicistica, si dice sì, fanno festa, fanno le adunate, eccetera, eccetera. C'è questo, ma lo ripetiamo, c'è anche molto altro ovviamente in Trovigne. E tra le novità, possiamo dire, ci sono i centri studi dell'ANA. I centri studi del terzo raggruppamento si sono ritrovati a Vittorio Veneto lo scorso 3 dicembre. E noi, adesso vado a proporvi il servizio, abbiamo intervistato Giuseppe Nicoletto della sezione di Padova, referente per i centri studi del terzo raggruppamento, proprio per chiedere intanto che cosa fanno questi centri studi e poi quali sono i passi che muoveranno a livello un po' proprio di coordinamento triveneto, diciamo, dei centri studi ANA. Quindi andiamo a sentire l'intervista. 3 dicembre si ritrovano i centri studi del Triveneto. Innanzitutto, che cosa fanno i centri studi ANA? I centri studi ANA sul sentiero, come diciamo noi, dell'istituzione del Centro Studi Nazionale promuovono attività culturali da parte delle sezioni e mettono, diciamo, a raccolta documenti, esperienze, storie e quindi coltivare la memoria storica, farla conoscere, perché nonostante passano i decenni, passino i secoli, i valori di coloro che hanno compiuto il loro dovere sacrificando fino alla loro vita devono essere conosciuti e contestualizzati ai tempi odierni, e quindi questo è il nostro compito. Quando noi diciamo che ci piace parlare ai giovani, alle giovani generazioni, non è sicuramente per celebrare le guerre nelle quali, come tanti altri, gli alpini sono stati protagonisti, sono stati chiamati, ma è proprio per conoscere il fatto che quelle persone, quei giovani, sono stati chiamati a compiere il dovere e lo hanno svolto
sicuramente senza conoscerne magari il perché, ma comunque le loro vite umane hanno testimoniato l'impegno, la volontà e l'amore per la patria, che poi non era un concetto astratto, ma era più concretamente la loro famiglia e il loro paese dove vivevano i loro cari. Ecco, una riunione tra i centri studi del Triveneto quest'oggi, che cosa vi proponete per il futuro, per i prossimi mesi, da questo punto di vista divulgativo? Questo è il nostro, mi pare, terzo incontro, perché il coordinamento dei centri studi del terzo raggruppamento ha cominciato a ritrovarsi ad Asiago in occasione del raduno Triveneto, e stiamo riflettendo con il supporto delle idee dei referenti delle sezioni su avvenimenti che come dire, hanno scritto la storia. Per esempio oggi parliamo dell'80° anniversario della ritirata di Russia della battaglia di Nikolajevka, che ricorrerà il 26 gennaio 2023, e quindi quale sia il modo più adeguato per ricordare non come è stato magari asserito da qualcuno, una campagna di aggressione, quale sicuramente è stata nella seconda guerra mondiale, ma a noi interessa il lato umano, cioè le sofferenze, il sacrificio e il dovere compiuto da persone che hanno percorso quei periodi, e ci chiediamo: queste cose che sono successe decine di anni fa, che valore hanno oggi? Quando la nostra vita è, come dire, pervasa dai social, abbiamo tante comodità, sicuramente non conosciamo più di tanto, o comunque non tutti, fortunatamente, il sacrificio. Questo comunque crediamo sia un valore da trasmettere ai giovani e far conoscere con il principio, ma anche con l'esperienza, ma anche con la testimonianza soprattutto di quello che sono le attività che facciamo noi, da quelle culturali a quelle più semplicemente pratiche. È una testimonianza di vita nel sociale. Quindi questo è il messaggio che vogliamo trasmettere, che vogliamo far conoscere. E ripeto e sottolineo, la giornata del 26 gennaio, che è stata istituita come legge dello Stato, approvata all'unanimità dai parlamentari, non è per ricordare una campagna di Russia come avvenimento bellico, ma è per ricordare il sacrificio compiuto da chi poi è rimasto in terra di Russia e che noi non dimenticheremo e non vogliamo dimenticare mai, ma per far capire e chiedendoci: se oggi succedesse qualcosa del genere, cosa faremmo noi? E purtroppo vediamo che, nonostante si dica che la storia è maestra di vita, abbiamo a poche centinaia di chilometri di distanza, o comunque tutte le ore sui telegiornali, le cronache della guerra in Ucraina, su quegli stessi fiumi, su quelle stesse terre dove 80 anni fa i nostri hanno patito e tanti sono rimasti ancora lì. Insomma, non vogliamo dimenticarli, perché sono testimonianze di dovere compiuto e di sofferenza subita. L'importanza quindi del ricordo, l'importanza di trasmettere i valori appunto alle giovani generazioni. In Trovigne parliamo brevemente del centro studi di Vittorio Veneto, uno dei fiori all'occhiello della sezione ANA di Vittorio Veneto. Sì, anche noi abbiamo il centro studi, che non è un'attività proprio del tutto nuova, ma che sicuramente ha avuto forte impulso ultimamente, e in particolare direi dalla adunata del Piave del 2017, dove proprio si è sviluppato questo consesso che ha riunito i rappresentanti delle varie sezioni, poi allargato in forma ufficiale al terzo raggruppamento, che per noi, tra virgolette, significa Triveneto, che è presente e quindi promanazione dell'associazione nazionale. Ecco, è importante perché, e tra l'altro è appunto capitanato appunto da Maurizio Casetta per quanto ci riguarda, vicepresidente, e in tutto sono in 6, e non sono pochi per una sezione delle dimensioni nostre, che si
propongono che studiano appunto tutta l'attività associativa, soprattutto dal punto di vista culturale, organizzativo, del futuro associativo, dei campi scuola e di tutte quelle attività che arricchiscono, che rendono, come dire, completa anche la nostra attività. Come ben dicevi, non facciamo solamente sfilate e goliardia, ma il nostro movimento, la nostra associazione si occupa a vasto raggio dell'appartenenza proprio sotto varie forme, tra cui appunto anche quella culturale. Quindi è una bella iniziativa che va sostenuta. Noi abbiamo dato ospitalità appunto alla riunione dei rappresentanti delle sezioni del terzo raggruppamento nella nostra sede, e così in itinere succede in forma periodica. Adesso, per sconfessare quello che abbiamo appena detto, parliamo del pranzo sezionale, no, scherzo ovviamente. Uno dei momenti di ritrovo per gli alpini della sezione di Vittorio Veneto è stato il consueto pranzo in Trovigne. Beh, andare bene è andato bene questo pranzo, mi pare, no? Sì, certo, assolutamente sì. L'8 dicembre. No, sì, lo facciamo tradizionalmente l'8 dicembre, il giorno delle celebrazioni della Madonna Immacolata, e lo facciamo volentieri perché siamo a fine anno, tiriamo anche un po' le somme dell'annata che sta per finire, e anche e soprattutto per lo scambio augurale tra soci e autorità civili e militari, con le signore che non molto spesso ci accompagnano nelle nostre attività, ed è anche questo un momento per stare insieme, per rinfrancare l'amicizia e l'armonia, e per guardare al futuro anche con, come dire, un atteggiamento di speranza e così di vivo augurio, ecco, perché tutto possa continuare per il meglio, superando anche le tante, oserei dire anche le troppe difficoltà che questo periodo ci impone. Questo è stato un po' un riassunto degli appuntamenti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi degli alpini. C'è però anche qualche notizia che io vorrei commentare con lei, è proprio di qualche giorno fa l'uscita di Ignazio La Russa riguardo alla mini naia. Allora io volevo un commento, siccome so che insomma questa dichiarazione è stata fatta davanti agli alpini e so che è uno dei temi ricorrenti, penso anche al presidente Sebastiano Favero lo ripete molto spesso. Allora, secondo voi c'è un'apertura in merito a questo? Possiamo vederla come una novità oppure è ancora troppo presto per dirlo? Beh, io direi che non è tanto una novità, in quanto già c'era qualcosa che è stato ricordato e rievocato. Ignazio La Russa, attualmente Presidente del Senato, ha fatto questa proposta rinnovando l'idea della cosiddetta milinaia, proponendo 40 giorni che sono pari a quelli dell'addestramento che ricevavamo tutti, almeno come militari, ecco, di leva, di base, all'epoca in cui ancora la leva esisteva. Ecco, non è tanto una proposta di legge o meno, in quanto, come ben sappiamo, non rientra più nelle specifiche competenze del Presidente del Senato, però lui ha ripreso un provvedimento che era stato emanato all'epoca in cui, intorno agli anni 90, poco più, credo, non ricordo la data precisa, in cui era Ministro della Difesa, e allora si è anche perpetuato un progetto di mini naia che ha portato alcuni centinaia di ragazzi maschi e femmine a frequentare le caserme con l'assistenza degli alpini in armi e degli alpini in congedo, a vivere questi momenti che sono stati molto molto apprezzati anche all'epoca, e che ha anche per certi versi e così rinfrancato il senso dell'appartenenza, il senso della condivisione. È quello che noi stiamo del resto anche proponendo adesso. I 40 giorni, se mi è permesso, mi pare possono essere anche non proprio il periodo idoneo, ci vorrebbe qualche tempo in più
per fare un programma abbastanza completo, ecco, nel senso che noi vorremmo solo parlare dell'addestramento formale o della vita di caserma, ma vorremmo anche proporre uno stile di vita, vorremmo proporre anche la realizzazione di progetti nell'ambito del sociale, quello che insomma è il nostro modo abituale di fare e di vivere le necessità della collettività. Però ecco, è un'apertura, è un'iniziativa che insomma spero possa trovare terreno fertile e vedere anche una concretizzazione nel futuro. E noi seguiremo ovviamente queste notizie anche di attualità che riguardano gli alpini. Altra cosa che voglio commentare con Introvigne è la notizia sempre di qualche giorno fa. È stata assegnata la Dunata 2024 e si torna in terra veneta, Introvigne. Sì, un po' anche a sorpresa direi, perché non è abituale che ci siano due adunate consecutive nello stesso raggruppamento. Noi, come sappiamo o ricordo, siamo divisi in Italia in 4 raggruppamenti, ecco, per zone proprio, no? Il terzo è il nostro, il quarto è quello del sud, il primo e il secondo sono il centro e il nord-ovest. Ecco, noi il prossimo anno, come sappiamo, siamo a Udine e l'anno successivo, quindi nel 2024, andremo a Vicenza. È stata assegnata sabato scorso, erano 4 le sezioni in lizza per questo grande evento, il più grande evento nazionale che abbiamo, quindi c'era Vicenza, c'era Viareggio, c'era Modena e c'era Biella. Ecco, alla fine sono andate al ballottaggio Biella e Vicenza e per 13 voti a 10 ecco la spuntata a Vicenza, per cui è motivo di soddisfazione per noi essere e rimanere sul nostro territorio. Vicenza sappiamo bene che è una città dal cuore alpino, di reclutamento proprio a larga base, quando c'era ancora il servizio di leva obbligatorio, ma non meno brave sono state a proporsi e a realizzare, come dire, un progetto, perché non è da poco, le altre consolelle sezioni. Purtroppo, appunto, come la logica vuole, su 4 ne prevale una e gli altri, nonostante tanti sforzi e tanti lavoro si adeguano e, come abbiamo visto anche dalle immagini, alla fine si scambiano un abbraccio e l'augurio per ben fare. Quindi, insomma, buon lavoro alla sezione di Vicenza, che adesso, insomma, passato questo importante step, adesso ci sarà il lavoro per la preparazione verso la Dunata del 2024. Queste le notizie che così avevo voglia di condividere con il presidente Introvigne. Presidente, sotto Natale c'è il consueto appuntamento del 24 al Bosco delle Pennemozze. Ormai è una tradizione, una consuetudine. La vigilia di Natale è vissuta al Bosco delle Pennemozze, in un ambiente naturale e anche, come dire, particolare, dove si aprono i cuori, dove lo spirito dell'alpino e non solo degli alpini, ecco, ascende come dire, al cielo attraverso il ricordo di quei 2406 alpini della Marca Trevigiana che vengono là ricordati in quel memoriale unico al mondo, attraverso un albero e una stele, e anche con l'albero del ricordo, con le 80 targhe di tutte le sezioni italiane e anche quella di Vancouver dallo scorso anno, e abbiamo appunto completato anche quest'opera. Là ci ritroviamo senza avvisi, senza convocazioni, sempre più ogni anno, perché è un momento davvero commovente, un momento struggente, con poche celebrazioni, come dire la lettura di qualche brano, di qualche lettera dal fronte. Quest'anno magari avremo anche qualche altro tema d'attualità da affrontare, una benedizione, la preghiera dell'alpino, il canto del coro. Ecco, il quinto
e quanto accade. Oltretutto quando il luogo è anche innevato è motivo in più, ecco, come dire, di apprezzamento e di vivere con intensità e con emozione questa mezz'ora, questa oretta di raccolta in ricordo appunto dei nostri caduti alpini in servizio. Certo, e quindi questo è l'appuntamento, lo ricordiamo, per la vigilia di Natale al pomeriggio alle 15:30. Allora, siamo quasi in chiusura, però Intro Vigne, prima di darle lo spazio per il consueto messaggio di auguri, io le chiedo se dovesse tirare un bilancio, trarre un bilancio di questo anno, di questo 2022 che si sta per concludere, dal suo punto di vista privilegiato, dal suo osservatorio per quello che riguarda gli amici alpini, che cosa si sente di dire appunto a mo' di bilancio di quest'anno? Beh, qua dovremmo aprire un libro e lo spazio non c'è sicuramente. Abbiamo tante cose da ricordare, cose fatte, cose anche che non siamo completamente riusciti a concretizzare, ma il nostro entusiasmo è tale, la nostra voglia di fare è quella proprio di riproporle nel prossimo futuro. Un anno ricco di tante situazioni positive e purtroppo anche un anno funesto. Ultimo ricordiamo proprio la nuova guerra che è scoppiata tra la Russia che ha invaso l'Ucraina con tutte le conseguenze che ben conosciamo, è ancora in corso purtroppo. Noi, ricordo, noi alpini siamo uomini di pace, lavoriamo per la pace, lottiamo per la pace. Siamo intervenuti anche con aiuti concreti, in concorso con Banca Prealpi San Biagio per dare mano a chi, agli sfollati, soprattutto donne e bambini che dovevano fuggire dalla guerra e che sono arrivati sul nostro territorio attraverso anche la ditta di trasporti locale, Battistuzzi. Detto questo, poi abbiamo fatto le celebrazioni che mi ricordiamo, nazionale, quella del raggruppamento, quella sezionale, il Bosco delle Penemozze, ma siamo stati anche all'estero, in particolare a Lebring in Austria, dove c'è un cimitero di 4 confessioni religiose di caduti in guerra, tra cui anche un folto numero di nostri soldati italiani, e là c'è anche una lapide. Siamo stati a Milovice, 40 km a Praga, quindi in Cechia. Là c'è un ex campo di concentramento di ben 5.276 caduti, ci sono i resti mortali, e l'ex campo di concentramento dove appunto tutti questi soldati delle varie armi, non solo alpini, anche se gli alpini erano un bel gruppo, sono morti lì di stenti, di fame e di tribolazione. Ecco, siamo stati ricevuti ufficialmente dalle autorità locali, dall'ambasciatore italiano di Praga, siamo stati a Monaco di Baviera per il raduno europeo degli alpini, siamo stati a San Marino, se torniamo poi a Maso, la prima adunata internazionale e così via, insomma, come attività. Però a fianco di questo tutti i gruppi hanno lavorato pur nelle difficoltà di una pandemia che non è mai cessata, purtroppo quella da Covid, che ancora oggi arreca appunto danno alla nostra salute, seppur non in modo grave come lo è stata a cominciare da 2 anni or sono. Siamo stati presenti laddove c'era bisogno di dare una mano attraverso appunto l'attività della protezione civile a livello nazionale, a livello locale. Siamo stati presenti con le attività della nostra coralità alpina, con attività di cultura. Abbiamo cercato di rendere al meglio il servizio che abitualmente, attraverso convenzioni o meno, con gli enti locali vengono rinnovate annualmente. Abbiamo il 26 novembre scorso partecipato anche noi alla raccolta alimentare a livello nazionale. Sappiamo che in questa giornata si muovono 140.000 volontari, tanto per capire di che entità è il movimento. Noi insieme con altre componenti, associazioni d'Arma e volontari nel Vittoriese, come nostra sezione, abbiamo raccolto 95 quintali di generi alimentari e non è cosa da poco sostanzialmente. E anche mi piace sottolineare un bel gesto di alcuni cittadini
anche sono stati a tempo addietro quelli, come dire, immigrati dalle terre della sfortuna che hanno cercato miglior vita qua da noi, ecco, si sono uniti e hanno anche loro contribuito con carrelli di spesa ad incrementare la raccolta, quindi anche questo è un bel gesto, significa che siamo credibili in quel che facciamo. Ecco, questo è un po' l'insieme. Abbiamo anche condiviso il percorso culturale dando una mano all'organizzazione dei 2 concerti, proprio di recente presso l'Auditorium di Banca Privati San Biagio, collaborando con l'associazione Insieme Noi per Noi, a questi 2 concerti, quindi il 6 novembre scorso il concerto d'autunno e il 7 dicembre ultimo scorso con il concerto di Natale, grazie anche alla partecipazione dell'orchestra Gruppo d'Archi Veneto, il primo, e poi anche del coro in Clara Vox di Possagno, l'ultimo. Abbiamo dato anche l'opportunità di vivere una serata di sana, buona musica che ci ha anche rinfrancato il cuore. Ecco, questo in sintesi quanto abbiamo fatto in questo anno 2022. Beh, mi pare che gli alpini non si siano annoiati nemmeno quest'anno. Allora, Introvigna, il microfono è ancora per lei per gli ultimi istanti. Facciamo gli auguri a tutta la popolazione, ai nostri telespettatori, ma anche ai suoi alpini. Sì, è un anno appunto di grande bisogno, ecco, di tornare a una pace soprattutto dei nostri cuori, ma una pace anche nel mondo. L'auspichiamo davvero che possano rifiorire questo modo civile di vivere e di risolvere anche le controversie, come detta la nostra Costituzione, attraverso il dialogo, non attraverso la voce delle armi. Soprattutto questo è l'augurio che io faccio a me stesso e faccio a tutti, al mondo intero. È il momento per proporci, ecco, per avvicinarci al Santo Natale, vivere questo momento forte e intenso con lo spirito, ecco, della miglior speranza, un Natale che sia portatore di pace, di felicità, di gioia soprattutto e di salute, proiettato verso il prossimo anno 2023. Ecco, questo mi sento di proporlo come messaggio non solo a tutti i miei alpini, ovviamente raggiungendo soprattutto quelli che sono soli, che sono in casa, che sono nella solitudine e anche nel bisogno e che noi dobbiamo e vogliamo aiutare, ma anche ai cittadini tutti, agli amministratori che hanno bisogno di risorse, da quel che sento, da quel che leggo, alla comunità nel suo insieme. Ecco, quindi un felice, un santo Natale 2022 e un prospero 2023 di pace, serenità e buona salute. E quindi con i suoi auguri, Introvigne, io direi che possiamo andare a chiudere questa nostra puntata di fine anno, puntata natalizia di Penna Nera. Ci riproponiamo, l'abbiamo già detto con Maurizio Casetta, di dare seguito al progetto un po' ambizioso che avevamo deciso proprio qualche settimana prima dello scoppio della pandemia di partire con Penna Nera per raccontare anche le realtà dei vari gruppi che compongono la sezione, quindi le varie iniziative che magari non fanno notizia ma noi vogliamo parlarne, e quindi l'obiettivo che ci diamo noi per il 2023 è di tornare con cadenza un po' più stabile a parlare degli alpini, di quello che fanno e delle varie iniziative. Quindi Introvigne ce lo prendiamo proprio come impegno per il nuovo anno, lo mettiamo sotto l'albero di Natale, insomma, ecco. Grazie a Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, per essere stato qui con noi. Grazie a voi e a tutti, un cordiale arrivederci. E quindi concludiamo questa puntata di Penna Nera. Io ringrazio tutti voi per averci seguito, vi ricordo che questa e le altre puntate sono disponibili sui nostri social, Facebook e YouTube della Tenda TV, sul sito della nostra emittente www.latendatv.it, e vi ricordo di passare parola perché ovviamente il nostro canale televisivo adesso va in onda sulle smart TV di tutto il Veneto, quindi
chi ha una smart TV connessa a internet, una televisione di ultima generazione connessa alla rete internet, può vederci sul canale 19, premendo il tasto freccia verso l'alto del telecomando vi comparirà un menu. All'interno del menu spicca il logo arancione della Tenda TV, lo selezionate e potrete tornare a vedere la nostra emittente televisiva comodamente all'interno del vostro televisore di casa. Quindi passate, anche voi alpini, passate parola. Ovviamente la Tenda TV è ritornata in televisione. Attraverso questa semplice operazione potrete rivederla sul vostro televisore. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata di Penna Nera.